Con il posizionamento degli ultimi 5 cardiodefibrillatori, ora tutte le 12 frazioni di Sandona di Piave sono dotate di un DAE, dispositivo di rianimazione cardiaca. Il progetto è stato possibile grazie al lavoro dell'Associazione Amici del Cuore Sandona Jesolo, alle donazioni di tanti volontari e aziende del territorio e al contributo dell'amministrazione comunale. Questo progetto è iniziato nel 2014 con le prime donazioni ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Municipale e poi nel 2019 ci siamo concentrati a donare ai defibrillatori posizionandoli nelle maggiori piazze della città. In questi ultimi 2 anni, nonostante la pandemia, noi abbiamo continuato e abbiamo completato la donazione dei defibrillatori in tutte le frazioni, comprese quelle più piccole. I dispositivi da soli non bastano, servono anche le persone che sappiano utilizzarli. Voi state agendo anche su questo fronte. Esatto. Abbiamo già formato una sessantina di persone, noi del direttivo dell'associazione, però abbiamo già preso contatti con le scuole superiori per proporre i corsi anche ai ragazzi della quinta. Dottor Turiano, che differenza può fare in una cittadina avere o non avere dispositivi di questo tipo e persone che sappiano utilizzarli con competenza? Fa una grandissima differenza perché in occasione di un infarto cardiaco il tempo è fondamentale. Quanto maggiore il tempo che intercorre tra l'evento e la rianimazione cardiopolmonare, tanto maggiore è il danno che si può verificare soprattutto a livello neurologico. Da quando sono sindaco, circa 8 anni, mi è capitato 2 volte di praticare un massaggio cardiaco. In un caso, diciamo, riuscendo anche a salvare la vita della persona, nell'altro purtroppo essendo arrivati troppo tardi e senza la disponibilità di dispositivi che potessero aiutare in questa attività. Ecco, il fatto di avere una serie di punti nel centro urbano, nelle frazioni, con la disponibilità di questo strumento ci consente di poter arrivare e acciuffare per i capelli anche quelle situazioni che altrimenti sarebbero destinate alla letalità. L'unico modo per interrompere l'aritmia ventricolare che è causato dall'arresto cardiaco è il defibrillatore. Quindi averlo qui localmente, a mio giudizio, è una cosa molto importante. Questi sono apparecchi molto semplici da utilizzare, che praticamente quando si applicano poi le piastre ti dicono come farlo anche a chi non l'ha mai utilizzato. Chiaro, questo non è sufficiente, la macchina da sola non si attiva, c'è bisogno della formazione del personale perché possa correttamente utilizzarla, c'è bisogno di un piano di manutenzione perché siano sempre efficaci, ma la cosa più importante, c'è bisogno di puntare sulla prevenzione. L'ideale sarebbe che queste macchine non entrassero mai in funzione. Importante avere i dispositivi, importante saperli usare, importante anche riuscire a cogliere i sintomi, i segnali di un attacco cardiaco. Come riconoscerlo? Certo. Allora, il sintomo caratteristico di un infarto, che è la causa predominante degli arresti cardiaci, è un dolore toracico. E questo disturbo è persistente, cioè dura almeno più di 10 minuti. Ecco, c'è una sola cosa da fare ed è chiamare il 118. Questo perché il 118 ovviamente manda un'ambulanza attrezzata con del personale che è in grado di fare la rianimazione e soprattutto con la disponibilità di fare un elettrocardiogramma. Perché se viene fatto l'elettrocardiogramma e ci sono i segni di un infarto, ovviamente il paziente viene indirizzato, diciamo, al centro più vicino, nel caso specifico la nostra emodinamica della cardiologia di San Donà, per fare il trattamento di elezione dell'infarto, che è la riapertura con l'intervento endoscopico che si chiama di angioplastica primaria.